Buongiorno da Leandro Maggi, Rovigo in diretta. Allora siamo a Taglio di Po, istituto comprensivo con Antonella Florio, che è stata per 3 anni la preside di questo comprensivo. Purtroppo Taglio di Po non ha più i numeri per avere la preside, lei tra l'altro è stata spostata ad Adria 2, però dopo Adria 1, scusi. Dopo 3 anni dobbiamo chiederle un bilancio, come si è trovata a Taglio di Po, cosa è stata questa esperienza? Sì, buongiorno. Il bilancio è un bilancio importante, è un bilancio di 3 anni di lavoro. Purtroppo 3 anni anomali, nel senso che in un anno, il primo anno sì, si è potuto un po' lavorare, e questi 2 ultimi anni, come in tutte le scuole d'Italia, si è lavorato più per l'emergenza e per garantire ai ragazzi l'istruzione in un momento difficile e complicato, insomma, che è stato quello dell'emergenza Covid. Quindi purtroppo non ho avuto la possibilità anche di mettere in atto tutte quelle idee e progetti che in qualche modo pensavo di poter attuare. Quindi sicuramente sono stati 3 anni intensi, impegnativi, però sono anche stati 3 anni di grande soddisfazione. Ho trovato un corpo docenti estremamente preparato e disponibile, un gruppo di collaboratori scolastici e ATA in generale che di fatto ha sempre dimostrato disponibilità e soprattutto anche appartenenza a questo istituto, e quindi è stato per me facile inserirmi in questo contesto. Devo quindi ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con me in questi 3 anni. Lascio veramente a malincuore questa scuola, questo paese, dove infatti avevo un po' cominciato a conoscere le persone, le dinamiche. E di fatto, come è stato detto prima, è stata un po' una scelta in qualche modo costretta, e quindi insomma, se non ci fossero stati altri problemi avrei volentieri proseguito questo percorso. Devo ringraziare anche l'amministrazione comunale, quella passata e quella appena insediata, perché anche in questo insomma devo dire di aver trovato grande disponibilità e collaborazione. In questa scuola proprio in questi momenti si stanno attuando grandissimi cambiamenti, è una scuola che verrà rinnovata completamente, e quindi insomma immagino anche che il prossimo anno ci sarà effettivamente un'impostazione nuova, bella, piacevole e soprattutto anche in linea con tutte le nuove esigenze didattiche. Quindi a maggior ragione insomma mi dispiace lasciare, però sono anche convinta che lascio un corpo docenti preparato ed autonomo, e che quindi chiunque mi succederà avrà vita facile insomma nel poter gestire questo istituto. Ecco, ricordiamo gli anni di DAD, anni difficili, sicuramente il Covid ha lasciato il segno anche per voi che dovete organizzare la scuola. Però tra le altre cose che avete fatto, una sala di robotica, ricordo tra le altre cose l'orto didattico, quindi veramente avete fatto tantissime cose nonostante un periodo difficilissimo e anche anomalo, penso. Sì, questo conferma un po' quello che dicevo prima. Nonostante la situazione, proprio grazie all'impegno dei docenti abbiamo realizzato tante cose, rinnovato tanto, e diciamo pure che questo laboratorio di robotica, così come il discorso dell'orto didattico, sono un po' 2 fiori all'occhiello di questa scuola. Ci sarebbero state tante altre attività già in atto che però il Covid ci ha bloccato. Diciamo che siamo riusciti a portare avanti con grande determinazione tutti quei progetti e quelle attività che di fatto insomma al netto dell'emergenza siamo riusciti appunto ad attuare. Direi che proprio questa è la dimostrazione insomma della volontà e del dinamismo anche dei docenti, che ripeto, nonostante le difficoltà sono riusciti a fare anche a lavorare oltre il loro impegno di aula. Ecco, augurandole naturalmente buon lavoro nel suo nuovo impegno. Posso fare l'ultima domanda? Certo. Taglio di Po ha avuto il problema, non avendo i 600 alunni, e non ha più il preside. Quanto sarà un problema la demografia per la scuola?
Cioè, Il problema demografico non è un problema di taglio di po', è un problema che è un problema di natalità e che quindi deve essere affrontato anche a livello nazionale. Già ci si sta muovendo in questa direzione e quindi io suppongo che nei prossimi anni, a breve, si rivaluteranno i parametri e si dovranno trovare necessariamente delle altre soluzioni, perché ovviamente basandosi solo sui numeri, tantissimi istituti del nostro territorio sono destinati a non avere titolarità e quindi non avere un dirigente che li segue. Questo è abbastanza impensabile, insomma, e quindi è necessario che effettivamente a livello nazionale, regionale, ma anche locale, diciamo, si trovino delle strategie nuove e diverse e si rivedano, insomma, questi parametri, cosa che peraltro è già in atto. È un percorso, insomma, che già probabilmente tra 2 anni porterà a delle decisioni completamente diverse da quelle che si sono prese finora. La ringrazio e naturalmente buon lavoro. Grazie mille, buon lavoro a tutti, anche quelli che stanno qua per l'anno prossimo.